La barca, per un popolo di poeti, santi e navigatori, non è cosa solo per ricchi. Gli italiani sono gente di mare e se possono in barca, barchina o barchetta ci vanno. I diportisti, coloro che navigano a vela o motore per turismo lungo i mari nazionali, sono in aumento, sia che si possegga lo scafo o che lo si affitti. La patente nautica è un sogno accarezzato da molti, tanto più nell'Alto Adriatico che racchiude la città sull'acqua per antonomasia, quella a Venezia dove ci si muove solo in barca. Scoprire il Veneto arrivando dal mare è una prospettiva diversa a quella che si offre ai diportisti che approdano nelle tante marine disseminate lungo la costa per iniziare l'avventura. Marine sempre più attrezzate, attente ed impegnate in progetti di salvaguardia ambientale, marine resort che si trasformano in strutture ricettive galleggianti. Di porto in porto, trasmissione in onda ogni domenica alle 19 sul nostro canale 7 Gold, propone degli itinerari marini raccontando la vita in barca, non sempre facile la convivenza in spazi limitati, ma altrettanto entusiasmante per la libertà che offre di solcare intrepidi gli orizzonti e toccare terre ricche di storia, tradizioni e ambienti incontaminati. Ogni domenica quindi rotta su un porto veneto al seguito di lupi di mare autoctoni o internazionali, al timone di piccole pilotine, cabinati o yacht più o meno immensi. Prima tappa Chioggia, la piccola Venezia.